Marco, ma sto leggendo giusto, carne finlandese. Vai tutto la fila la carne. In effetti sì, ce la facciamo portare, ovviamente importare, salsa finlandese, carne che viene allevata in Finlandia e noi cerchiamo di farla produrla qua, cuocerla qua. Ovviamente ha delle cose particolari, cioè l'amarezzatura di questa carne, cioè il livello del grasso che c'è all'interno, la mantiene sempre morbida e si può arrivare a una frollatura di circa un anno anche. Addirittura, sì, io ho preso uno stagionatore ovviamente apposito per mettere questa carne che venga vista anche dal cliente e non solo, anche, e poi dopo viene mantenuta la frollatura a livelli con umidità, grado di umidità, gradi eccetera eccetera. È diversa rispetto alle carni di casa nostra, che cos'ha di particolare anche come sapore? Diciamo che il sapore è più naturale dal punto di vista di foraggiatura, dicono che seguono al massimo il livello di foraggiatura ovviamente, per cui la carne diventa molto più morbida, viene tagliata grossa, ovviamente tipo costata fiorentina, e la cottura viene fatta a sangue media, di conseguenza anche all'interno la carne, pur essendo a sangue, rimane tenerissima, frollata, che la rompi con un grissino. 4 minuti da una parte, 3 minuti dall'altra e basta. Ah, proprio così, natura, un po' di sale vedo. Un po' di sale grosso alla fine sopra, come vedrai in mezzo è molto a sangue. Puoi vedere il pezzo centrale. Fantastico. La sangue, molto tenera. Insomma, dalla Finlandia al Monte Baldo. Esatto. E mica vuole andare in ferie a Helsinki, Dovrei venire da noi. meglio qua in baita che sto meglio. Magari stai meglio. Grazie Marco, grazie davvero. È un tagliatore professionista qua, fratello, va che roba. Ciao ragazzi, non so come si dice carne in finlandese, ma so come si assaggia in veronese. Ci vediamo alla prossima cantierata. Oh, chirurgo qua, Adesso sto fermo. Grazie. Ciao ragazzi.